Domenica si è svolta a Chioggia la tradizionale festa nazionale dei pensionati CIA del Veneto, un evento che ha riunito oltre 300 partecipanti provenienti da tutta la regione, in gran parte ex agricoltori. L'iniziativa, comunicata dal responsabile di area della CIA Mauro Mantovan, si è tenuta alla presenza del vicepresidente nazionale e presidente regionale Gianmichele Passarini, della presidente provinciale Federica Senno, del direttore regionale Maurizio Antonini e provinciale Angelo Cancellier, della presidente regionale ANP Giovanna Gazzetta, del presidente veneziano ANP Fernando Bacciolo, oltre che al segretario regionale ANP Luciano Bozzato. Numerosi volontari CIA hanno collaborato per la perfetta riuscita dell'evento. Hanno portato i saluti ufficiali dell'amministrazione comunale di Chioggia la vice sindaca Elena Zennaro e l'assessore Sandro Marangon. La CIA ha espresso il proprio ringraziamento al Comune per il patrocinio concesso. I partecipanti, entusiasti e coinvolti hanno vissuto una splendida giornata di festa, favorita dal bel tempo. Dopo l'arrivo in città, a bordo di 2 motonavi della società di navigazione Raffaello, si è svolta una gita in Laguna Sud, seguita dallo sbarco a Vigo. Da lì la carovana di pensionati, accompagnata dalle bandiere verdi della CIA, ha attraversato il Corso del Popolo fino all'Isola dell'Unione, per poi concludere la giornata con il pranzo sociale presso l'Hotel Real. Una festa riuscita tra tradizione, convivialità e spirito di comunità. AF Energia ci trovate in Viale Mediterraneo 135 a Sottomarina, da lunedì al venerdì 8:30, 12:30, 14:30, 18:30. Offriamo il servizio luce, gas, prezzo fisso, prezzo variabile, telefonia, fibra o ADSL per famiglie, imprese e condomini. Qui da noi potete effettuare anche il pagamento delle vostre bollette a una commissione ridotta di 1,30 €.